Prende il via in questi giorni il Giro d'Italia di ciclismo, una delle manifestazioni in assoluto più amate dagli italiani, un Giro d'Italia che quest'anno non toccherà il nostro Veneto orientale, ma anche quest'anno ci sarà però un rappresentante del nostro territorio dietro a tutta la macchina organizzativa della corsa. Con noi c'è Angelo Strioli di Musile. Angelo, tu ormai da tanto tempo collabori con la RCS, con il Giro d'Italia. Partiamo proprio da qui, da quanti anni sono? Ormai sono 20. Senti, esattamente ci spieghi qual è, noi lo sappiamo, ma insomma lo spieghi a chi ci ascolta, quali sono le tue mansioni, di che cosa ti occupi? Allora, io mi occupo di sovrintendere e coordinare tutte quelle persone che dal chilometro zero all'ultimo chilometro devono fare la corsa, dagli allestimenti, traguardi volanti, la pubblicità lungo il percorso, la sicurezza e tenere a terra i punti di interesse che si possono trovare lungo il percorso. Allora mi interfaccio con un collega in regia che se trovo nel percorso, ma magari anche quelle coreografie che fanno parte del costume dell'appassionato e ci interfacciamo anche con questa cosa. Ecco Angelo, io sono convinto che tu della corsa in sé praticamente non vedi nulla, nel senso che tu precedi la corsa e so che arrivi anche nell'arrivo di tappa il giorno prima o comunque diverse ore prima di quello che poi è il momento che noi tutti vediamo. No, difatti appena finita la premiazione della tappa, per esempio oggi arriviamo qui, finita alle 6, io parto e vado già nell'arrivo del giorno dopo. E da lì coordino e vado avanti e indietro con la macchina, meno 30, meno 40, perché è la parte più calda di interesse televisivo e audience, perché lo sai benissimo, la televisione e i media hanno bisogno e bisogna prepararlo al meglio di tutto. Allora, questo solamente nei 20 giorni della corsa, ma poi c'è tutto il lavoro che avete fatto, tutto lo staff e compagnia, che dura mesi e mesi e mesi. Di fatto il giro si comincia a preparare appena finito quello precedente. Sì, esatto, ci sono aree, la logistica fa una cosa, la parte tecnica ne fa un'altra, la parte pubblicitaria che ci segue un po' a ruota per capire anche dove dopo costruire l'evento, perché l'importanza, non so, del Giro che è diventato, che precede la corsa, la gara, è diventato un interesse non indifferente. Quest'anno ci sono 20 squadre e sai come funziona il Giro E? Sì, spieghiamolo esatto, chi ci ascolta probabilmente non lo sa che cos'è. Il Giro è fatto non da professionisti, c'è un caposquadra per ogni team, però ogni giorno cambiano delle squadre, degli sponsor, perché ci sono aziende che acquistano, chiamiamolo il pacchetto Giro e ogni giorno invitano influencer, amici ex campioni grandi. Ex campioni, ma abbiamo visto che questa cosa qui ha attirato l'interesse molto della politica, perché ci troviamo ministri, sottosegretari, tutti in bicicletta. Speriamo che serva. Siamo in campagna elettorale, quindi però effettivamente serve, perché c'è tanto bisogno. Ricordiamo la legge, la richiesta della legge che parte dal mondo del ciclismo del 1,5 metri di distanza per i veicoli che devono superare i ciclisti. Tu Angelo ti occupi anche del coordinamento delle tappe venete, quelle del Veneto sono sempre tappe importantissime, quest'anno stai seguendo in particolare Bassano. Ecco, parlaci un po' delle tappe, non abbiamo la fortuna di vedere i girini passare sotto casa nostra, ma passano vicini, possiamo andare a vederli. Dove? Certo, sulla tappa che arriviamo a Padova, in Prato alla Valle, cioè arriviamo in Prato, non è che si arriva fuori, chi conosce Padova, c'è la strada che fa l'anello attorno, no, si arriva in Prato. Veniamo giù dalla parte, diciamo, veneta, da Lamon, Feltre, provincia di Treviso, e poi abbiamo un bel pezzo anche di provincia veneta, di Venezia, con le ville venete, Dolo, Martellago, Mira, adesso te le ho messe. Mirano. Però è un bel vedere, anche perché chi guarda la corsa a casa, insomma, oltre che la gara, c'è una visibilità notevole. Certo. Poi il giorno dopo si va in Friuli e poi si fa dalla Fara del Pago a Bassano del Grappa, si parte a Farra, si scende per Vittorio Veneto,
si attraversano le colline dell'UNESCO, patrimonio UNESCO, per andare verso Bassano, per poi arrivare a Borso e Grappa e iniziare a Semonzo quella salita verso il Grappa, che poteva bastare. Lì ci siamo inventati di fare 2 passaggi e poi, che sarà durissimo, però è un palcoscenico il giorno prima, chi vince, chi arriva e indosserà la maglia rosa a Bassano e Grappa, il giorno dopo a Roma alzerà il trofeo senza fine. Una notizia: che da mezzanotte del venerdì non si può salire con veicoli sul Grappa, perché sennò non riusciamo ad allestire e mettere in sicurezza. Ricordiamo un po' un anno fa dove eravamo, qui a 2 passi. Che ricordi hai di quella tappa di Caorle? Ma per me è ancora come fatta ieri, me la sono sentita, se posso dirlo, mia, però è della città di Caorle e di tutto un territorio, perché è la prima volta che è stata disegnata per prendere più spiagge. Siamo entrati da Treviso, da Meolo verso Jesolo, il Ponte dei Barche, e quella lì è stata un'avventura, una scommessa che io ho proposto e adesso posso dire di averla vinta, ero sicuro, e tu lo sai perché sei venuto con me in tempi non sospetti a fare sopralluoghi. Siamo andati su per ponti. Siamo lì, è stata un'avventura, però le cose belle bisogna crederci e volerle, insomma. Ecco Angelo, questo per parlare di Caorle, però tu di tappe del Giro d'Italia ne hai seguite tante, ti chiedo magari se ti ricordi quante, ma sono così tante, quali sono invece però quelle con cui sei rimasto più legato, extra Caorle? Allora, non questo arrivo che è stato fatto al 3C Lavaredo, ma quello che ha vinto Nibali con la neve, dove che il giorno prima abbiamo dovuto annullare la tappa con l'arrivo in Val Martello e siamo andati a spazzare via la neve per fare l'arrivo, e lì è stata un'esperienza tecnico-lavorativa grande. Emozionali ci sono un'altra cronometro, abbiamo fatto qualche anno fa, la bellissima Belluno Nevegal, che tecnicamente abbiamo lavorato bene, il pubblico era numeroso, e poi sarò pesante ma ti dirò Caorle, Oderzo, la tappa in Val di Zoldo, perché la partenza da Oderzo arrivare in Val Zoldana è stata piena di gente, entusiasmo, ma quell'entusiasmo che è bello da vedere, che non voglio tirare sempre per il ciclismo, però i tifosi lungo la strada di un corridore all'altro li vedi a mangiare assieme e non a tirarsi dietro motorini dall'alto. E inoltre il pubblico del ciclismo è il pubblico davvero dell'intera città, che solamente il ciclismo che ha. Non si paga il biglietto per il ciclismo, si sta per strada. Sì, è vero, ma anche se ci fosse un biglietto sarebbe comunque speso bene, perché chi andrà quest'anno a vedere i 2 passaggi sul Grappa, e speriamo che ci sia il sole, io spero che i corridori ce la facciano a fare 2 giri, che la gente non ce ne sia troppa. Grazie ad Angelo Striuli. Angelo, buon lavoro per questo Giro d'Italia.